Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui alla nostra buonanotte. Abbiamo qui un super salesiano del San Zeno. Allora, come si chiama lei? Giorgio Pollani, esatto. Allora, prima domanda, da quanto tempo sei qui al San Zeno? 49 anni. Ma pensa a te. E di cosa ti occupi al San Zeno? Di qua sono in laboratorio, sono qui, mi conoscono tutti, della parte elettrica principalmente. Sappiamo che sei una star tra tutti i ragazzi perché tutti ti conoscono, tutti bramano di lavorare insieme a te. Esatto. Tanto mi vedono sempre, quindi è difficile che non mi conoscono. Seconda domanda. Hai deciso di diventare salesiano e sei diventato salesiano quanti anni fa? Nel 1959. L'allegria, il gioco, quel che mi ha sempre colpito era che dopo, diventando adulto, non si giocava più. A me piaceva tanto giocare, tutto lì. Visto il virus che sta dilagando adesso, no? E dopo con la storia che bisogna stare lontani l'uno con l'altro perché c'è il pericolo del contagio, mi è venuto in mente questo pensiero: l'anima nostra, se fugge il male, si contagia, e se questo è grave muore. Ecco, potrebbe essere anche questo contagio che ci faccia venire in mente di fuggire il male, di dir di no, e anche se è difficile. Quello che voglio dire questa roba qua, ragazzi, siamo preparati davanti a Dio. La nostra coscienza com'è? È in pace o no? E dopo bisogna, ragazzi miei, pregare tanto, e soprattutto Maria Santissima che venga incontro alla nostra debolezza. Ciao ragazzi, spero mi riconosciate, Don Roberto Massella, quello che vi misura la febbre e che spesso sentenzia a fronte dei vostri malesseri. Febbre non c'è, colorito del viso nella norma, nausea risolvibile con un buon bicchiere di tè caldo. E qui nasce il dramma da parte di qualcuno quando sente queste parole: puoi rientrare in classe. È da un po' di tempo che non vi vedo transitare per il nostro atrio degli Elettro e tantomeno vi vedo presenti nel mio ufficio, chiamato ufficio ambulatorio simpaticamente da qualcuno, e così mi è venuta la voglia di riallacciare in qualche modo anch'io, riallacciare i contatti con voi. Mi sono fatto salesiano proprio per questo, per stare con i giovani, con voi ragazzi, per imparare e per dare una mano a valorizzare al meglio le potenzialità che ognuno di noi e di voi ha dentro di sé. Quando sono diventato salesiano, ecco la frase che mi sono scelto un po' come programma, tolta dal Vangelo di Giovanni: non c'è amore più grande di questo, che uno dia la propria vita per i suoi amici. Ecco, questo credo è l'obiettivo nostro, l'obiettivo di ogni salesiano e di ogni cristiano. Stiamo vivendo tempi duri. Mi raccomando, lingua tra i denti e avanti, come ci ha insegnato e come ha fatto Don Bosco nei momenti di difficoltà con i suoi giovani. A lui ci rivolgiamo e a Maria Ausiliatrice in questo momento particolarmente difficile da gestire, e che il buon Dio ci dia una mano. Però noi dobbiamo fare la nostra parte. Mi raccomando, buonanotte, sogni d'oro, Don Roberto.